Mandi frutti. Allora, anche tal fred, ugual, glace. Glace, tal chialt, ugual, anche in tal stat, liquid. Anche evaporate, ugual, gas. Ma stan che io soy Beppe e a mi su me pette. Vuoi poi di sperimentare che stas de aghe, che si sformis de aghe con tu esperimento, sì. Allora, non scoventi, una caraffe di aghe, 3 cubus di glace, 3 tacis trasparentis e 3 facciolets di stoffe. Metti un cubo di glace per ogni tace. La prima tace le metti dentro dal freezer, calà 0 o manco 0 grazie. La seconda tace o potete metterle a temperatura ambiente, anche a 20 gradi, a chiesa al vabenon. E la terza tace le metti per usare di un po' schialto, come per esempio il termosifone. Te tace che vengono lasciate per usare dal termosifone. La glace si è disfatta in tal stato liquid in 30 minuti. Te tace che vengono lasciate a temperatura ambiente, dunque in chiesa a 20 gradi, la glace si è disfatta in 2 ore. Dunque, più alta è la temperatura e più svelta è la fusione delle glace. Te tace che vengono lasciate dentro dal freezer, la glace è restata tal stato solito. Come mettete un altro cubo di glace dentro di ogni tace. Se aggiuntais aghe senza superare la metà, la glace e tornerà in tal stato liquid. Come metti il fazzoletto dentro le tazze di aghe e un altro e un altro. Poi dopo metti gli stacci in ambienti a temperature differenti. Il primo lo torni a mettere dentro dal freezer, il secondo lo metti a temperatura ambiente in chiesa e l'ultimo lo metti per usare dal termosifone. Spietti in 1 ora. Fruits. Il fazzoletto che avevi lasciato te tace per usare dal termosifone. Come alle sud. Il fazzoletto che invece tu avevi lasciato te tace dentro dal freezer, invece alle restato bagnato. Questo non fa capire che più alta è la temperatura e più svelta è il processo di evaporazione delle aghe. L'aghe è piena di sorprese, sfruzzi, come me. Mandi!